l'esibizione di X Factor e Sanremo, quali sono le emozioni che provi nel cantare nella propria terra di origine? Allora, premettendo che ho fatto un sacco di esibizioni oltre a X Factor e Sanremo, però cantare qua è speciale perché intanto banalmente canto alle persone che conosco, con cui sono cresciuto e lo faccio proprio per questo. Cioè voglio chiarire che io intanto non ho preso una lira dall'esibizione, ma a parte questo che non conta, lo faccio veramente per fare una cosa per banalmente i bambini che vengono a vedermi o tutti i miei amici che magari pensano che a Milano sia lì a, non so, a contare le patate, invece sono lì a cantare e lo voglio fare qua proprio anche un po' per me stesso, banalmente. E come sarà l'estate di Will? Molto molto tranquilla in realtà, è stata molto tranquilla per fortuna, perché dopo un momento di scossone generale nella mia vita ho deciso di fare un po' di pausetta, ma si riprende piano piano, arrivando a settembre a pubblicare nuova roba, arriveranno i live di nuovo che sono fermi da un po'. Diciamo che oggi è un'occasione speciale perché ho deciso proprio di fare l'unica data estiva qui a casa davanti al bar dove io spendo tutti i miei soldi, quindi sono contentissimo. Stai progettando altri album? Sempre, sempre, siamo stati fermi abbastanza direi. Io adesso sono fortunato, lavoro con mio fratello, sono rientrato un po' in quell'ambiente un po' più familiare che a volte la musica ti toglie. Questa roba secondo me è importante dirla, nel senso che quando uno raggiunge, sta percorrendo una strada verso un sogno, no? Magari si trova a scendere a compromessi, ma in realtà l'unica cosa a cui non deve mai scendere ai compromessi è l'arte. L'arte deve andare dritta, cioè se tu vuoi fare una cosa devi farla come vuoi farla tu, se no perde il potere comunicativo che aveva all'inizio. Quindi sono un po' tornato indietro e ci sarà un sacco di roba da fare, quindi tranquilli che si lavora. Un messaggio per i lettori del QDP News? Beh, intanto ciao a tutti e poi passate una bella estate. Non so quando vedrete questa intervista, ma se la vedete prima dell'estate andate in vacanza, divertitevi e ogni tanto quando guardate le colline pensate che a Milano non ci sono. Grazie mille.